Si presenterà venerdì mattina davanti al GIP del Tribunale di Vicenza Chiara Cuzzi Alberto Zago, il 33enne del Trevigiano, arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato alle spalle un docente 62enne del liceo bassanese Brocchi. Il giovane è stato fermato martedì verso mezzogiorno in via Chilesotti davanti alla stazione ferroviaria di Bassano. A notarlo un tassista che poco prima aveva visto l'identikit elaborato dai carabinieri sulla base delle testimonianze di chi ha assistito lunedì mattina alla fuga dell'aggressore. L'uomo è attualmente recluso nel carcere San Pio X di Vicenza, dove nelle prossime ore incontrerà il suo legale, l'avvocato Enrico Villanova. Il suo difensore sta ora cercando di entrare in possesso delle cartelle cliniche dell'uomo. In passato, infatti, sarebbe stato in cura in un centro di salute mentale, mentre nel 2019 si sarebbe reso protagonista di un episodio di violenza ai danni dei familiari nella loro casa di Quinto di Treviso. Intanto migliorano le condizioni del professore ancora ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era stato trasferito dal San Bassiano per essere sottoposto al delicato intervento chirurgico di estrazione della lama del coltello, rimasta conficcata nella schiena a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale. Il 62enne è uscito dalla terapia intensiva e si trova ora nel reparto di neurochirurgia.